Ennesimo incidente mortale quest'oggi sulla 106 Ionica. Lo scontro, che si è verificato in località Condofuri Marina, in provincia di Reggio Calabria, ha coinvolto un tir e una bicicletta, causando la morte di un ciclista. Sul posto sono intervenuti l'ANAS, la Polstrada, i Carabinieri e il 118. 2 persone sono state arrestate questa mattina dagli agenti del commissariato di Palmi nel Reggino. Sono Nicola Alvaro, 29 anni, e Giuseppe Vitalone, 24, entrambi di Sinopoli. I due, rispettivamente fratello e cognato di Rocco Alvaro, arrestato dalla polizia nel dicembre scorso, sono accusati di detenzione illegale di armi e droga. Un calo di presenze rispetto all'anno scorso, ma un aumento della permanenza media. Questo in sintesi il bilancio dei flussi turistici della provincia di Crotone, tracciati stamattina nella sede della Lega Navale. Nel 2010 le presenze sul territorio hanno sfondato 1 milione di presenze, con un soggiorno in media di 8,3 giorni. Sono state consegnate questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo dei Nobili a Catanzaro le chiavi della città all'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Antonio Ciliberti, e all'ex calciatore Massimo Palanca, atleta simbolo della gloriosa Unione Sportiva Catanzaro.